Ok, allora, fatto tutto a posto, tutto risolto, link Tutto creato, carino, tutto tutto pettinato. sistemato, tutto preparato. Ci prendiamo solo Netflix. Che prendi? Netflix. Ho capito. Noi abbiamo avanzato nell'attesa che aspettiamo sti 2 minuti e poi iniziamo. Certo. Abbiamo fatto una richiesta prima in live al signor Samuele Lago. Ah, Se è possibile, sì. se fosse possibile, Solo se è possibile, solo certo. se è possibile, una piccola serie di 8 puntate Ah, su Netflix per vedercele la serie in live tutti insieme. Non chiediamo Io troppo. tra l'altro ho scoperto una cosa. Io, Mr. Dor, Sì. io l'ho conosciuto tanti anni fa. Perché? Allora, questo getta un po' di attenzione, Perché Gianmarco. io vedevo con mio padre, siamo visti sempre, le serie della DC, Ok. Flash, Arrow e Supergirl. Ok, l'Arrowverse. L'Arrowverse, molto carini all'inizio, poi vabbè, come tutto si è andato a perdere un po'. Io mi sono ricordato solo adesso che il buon Mr. Dor, in questa linea temporale, più precisamente in quella di Supergirl, Ok. era Martian Manhunter. Faccio Quindi cazzo, non era la uno sapevo della questa. Justice League. E io quando l'ho rivisto mi era uscito una clip, ho fatto, ma tu sei... Ah, ma quindi come funziona? Tu prendi, È tutta una spirale, Gianmarco. apri, Tutta una spirale, sì. fatto. Allora, Poi è un piacere. 39 e 35. 15 secondi 24, e 24. iniziamo. Tanto per cambiare e poi andare lì ho già tutto pronto. Allora, vediamo un attimo se arriva qualcuno. Io scrivo che siamo tornati in live. Siamo tornati in live. 58, 59, 40. Yeah. Dan botte. Botte Kaiju. Cose Kaiju, grosse. PG nuovo. C'è tutto. tutto. Stasera vogliamo il pacchetto C'è completo. anche il full team, stasera. Ecco. Noi eravamo rimasti qua in Sì. una brutta situazione. Molto brutto. So capire che in Giappone sono abituati agli attacchi dei kaiju, però adesso uno si affaccia a vedere che c'è un mostro gigante che sta distruggendo tutto. Tu fai troppo. Questo si dovrebbe notare. Capì? È grosso, Gianmarco, è grosso. Ma questo come lo fermi, Gianmarco? Vabbè, questo c'era una gimmick, così per forza. Ok, sono rinchiusi nella versione Aum. Un kaiju spaziale. No, scappa ragazzi. Pure? Ragazzi, qua serve tutto il team. Allora ragazzi, basta che guardate avanti e vedete una cosa grossa, capite subito. Ecco. Oh merda. Da un lato trovarmi un kaiju reale davanti è un'esperienza che vorrei vivere, sa, vedere sto gigante così, però giusto per 2 secondi. Full team. Sì. Tu ti devi trasformare. Mi ha detto il mio amico Gioffo che rivede il quel manga, ha detto lui è il suo preferito. Ok, va bene. Quindi vuol dire che c'è... Oh, sì, Gigi. Ok, attacco a 3. Dove sta Gigi? Gigi, trasforma. Fate il bagno a Gigi. Trasforma. Quanto sto godendo. Sì. Regen sei riuscito ad entrare. Sei con noi, amico mio? Ok. Questa è proprio la puntata bella con le botte, le emozioni, altre botte. Godiamo insieme, ragazzi. E poi ci sarà il colpo di scena alla fine. Muoiono tutti, probabilmente. Sì. Anche perché ricordiamo che era quello che sembrava l'altro testicolo, piccolo, È diventato... poi è diventato un super mega kaiju. Queste palle hanno dei poteri incredibili.
Sto confermando l'opinione dell'amico di Gianmarco. Ah, ok. Matte. Pensando che gli ultimi giorni, quando sono stato dal mio amico, aveva preso così tanto a cuore la prima sigla dell'anime che la cantava di continuo e stava cercando di impararsela a memoria. Lo sentivo da lontano, subito capivo dove stava. Allora, è un kaiju. Avete visto che Megafix sta cantando la nuova Sì. No. Ho visto il videoclip ieri, è molto carina. Ok. Diciamo un tipo. Sicuramente monta anche le mobili che ha. Poi dopo spieghiamo anche questa cosa. No, io non ho detto niente. No, dopo spieghiamo anche questa cosa. Dopo ho intenzione di dire tutto. Totò? Tutto. Totò? Tutto. Gigantesco e potente, sì. Come lo fermi a questo? Non dire questa cosa, che poi inizia a sputare fuoco sta roba. Ok, accecato. Ok. No. Con sorella occhio. Ok. E ha puntato il tuo. No, lui si impunta a terra e quando lo fai cadere a questo? È incazzato come un mostro e sta per lanciare Ecco. un attacco potentissimo. A posto. Che schivata ha fatto. No. No. Ma potremmo avere diversi problemi. Non so perché mi stia venendo in mente in questo momento qua. Mi è apparso oggi il video di uno streamer anche abbastanza famoso a cui gli hanno dato una versione di prova di Silent Hill da provare. Non mi sono voluto fare spoiler, ho visto 2 o 3 segmenti di un paio di secondi. Il 23 sera noi siamo qua a giocarci. Vabbè. Minchia, quello che ho visto ha solleticato per bene. Attenzione, lancio della vettura. No, non credo che questa cosa succederà. No. Brutta svampita, penso, non penso. Sì, Però questo l'ha sentito, attenzione, è caduto a è terra. caduto. Adesso però ha alzato la coda. La coda c'ha una punta ed è enorme. Effettivamente è molto potente lei, Ottimo. Sì, in questo ambiente è utile, però la roba chi la ripara dopo? No, e tanto è la realtà quella alternativa lì. È alternativa, hai ragione. Ma un colpo prende lei. Eccolo qua. Ecco. Fottuto. Vedi? Aia. Vai cantare vittoria fino a quando il nemico è ancora in piedi. Okay. Sì, ma dove sta Gigi che tira le pallonate? Aspetta, sei incazzata? Pum! Dove sta Capitan Tsubasa? Gigi? Gigi, tanto avete fatto il patto col demone, da ogni martedì dopo la scuola vi picchiate. Gigi e PG nuovo, dove siete? Non sta funzionando ora. Seguendo il pattern, mo il PG nuovo dovrebbe prendere i poteri del kaiju, a meno che non esce qualche altra entità. Il kaiju è la palla, no? Cioè il potere del sta nella palla. Però c'era qualcos'altro, aveva detto che stava muovendo la palla, quindi sì. Così secondo me diventa tipo un Tokusatsu, diventa un Power Ranger così. L'hai detta l'altra volta sta cosa. Secondo me è una roba del genere. O diventa tipo, c'ha il costume da Godzilla e si trasforma e diventa pure un Godzillino tipo. Lui è nervoso, sicuramente.
Molto. Moltissimo. Che sta succedendo? Infatti a chi sta sparando? Aglia. Aglia. Presi. Minchia, l'ha pure studato. È riuscito a parare all'attacco giusto in tempo. Quello che stava leggendo l'ultima volta. Attenzione. Sta sulle punte, lo zio. Ok. Azza. Tienilo. Oh, te l'ha rimandato indietro a mo' di frusto. Ti, affanculo. Piccolo stordimento. Vai col push. Vai col push. Mo' deve arrivare Gigi. No, Gigi sta dando la testa poco poco. Mo spara, mo spara. Sì. Dove? È diventato di nuovo invisibile, aspetta. Ma è enorme comunque. È diventato un attimino invisibile, non visibile. Mo fa l'attacco a sorpresa. No, Aira. È là. C'è. Sta là. È là, è diventato invisibile. Sta riflettendo la luce. No, l'ha presa. Però funziona, sì. Però funziona. No, la camera mia! No, questo l'ha acchiappato proprio in fronte. Poi. Vabbè, un attimino troppo. No. Signor Kaiju? Sì. Un po' troppo, Signorina? Sì. Mica il richiamo spaziale stai chiamando i tuoi amichetti, perché se c'è un problema se ne arrivano. No, Gigi, molla questo e vai a combattere, Gigi. Gigi, come fa, povero figlio? Ho capito, ma tu sudi, scusami. Sì, scusa, invece... Comunque ti sto salvando da un kaiju, porca la miseria. No, Gigi stai andando... No, che schifo. No, lui se tocca le cose e lui non lo sa. È successo. Ecco. Vabbè, però non dovresti aggredirli in teoria. Eccolo qua. Vabbè, abbiamo fatto il patto. Fatto il patto. Però lui non era compreso nel patto, Gianmarco. Tancato. Ok. È diventato più forte. Tancato. Vuoi un po' d'acqua? No, e allora scusami. E allora scusami, lo fai apposta. Perdonami. Ecco, a posto. Ci manca provato. Mi scusi? No, signore. Lo zaino, palazzo, sì. È andato lo zaino, non tornerà più. Spiace dirlo, ma sei l'unico del gruppo che non sa trasformarsi. Sì, signore. Oh, però aspetta, l'ha risparmiato. Stai zitto. Stai zitto. Aspetta. Di là. Non è martedì oggi. Non è qui. Va bene, Gigi.
No, Gigi. La si è fatta male, mi sa, eh. L'ha preso tutto, sì. Uno scattone ha fatto. Minchia istantaneo. Ah, però dobbiamo non aumentare c'ha il limite più. però, Aspetta, ma il problema è che scende. Sì. Ok. Ecco fatto. Andiamo. Deve un attimo ricaricarsi. No, togli da... Eccola. Che cazzo. Ok. Per fortuna ti puoi muovere all'interno con tranquillità. Merda. È lui. Eccolo, è arrivato. No, non si era lo zaino. Cioè li ha salvati non volendo. Va bene. Va benissimo. Da questa opera io accetto ogni cosa che succede, mi va bene tutto. Quella zainata l'ha mandato capo. Catroia, Gigi. Ok. Ma adesso come funziona il tutto? No, ma quello che ha la barriera, cioè che cazzo deve fare? Ehi. Ecco qua. Ehi. Sta bene. Ecco, a posto. Strega poi. No, aspetti, si fermi, non è... No, non esagera, non dire cazzate, dai. No, ecco. lo Zimo vuole fare a botte. Pure contento. È un malocchio contento. Dai, dai. Vero, non è in mutande. Però si è calmato, ha rispettato la cosa. Ok. È un bambino che vuole giocare, conosce solo la forza e ha trovato qualcuno che gli tiene testa, lui vuole giocare, vuole divertirsi. Facciamo un accordo, dici tu combatti con i Godzilla e dopo facciamo un round io e te. Quando la casa mo si autocostruisce di nuovo. È rimasto malissimo. Lui vuole giocare. Ah, giusto, i cubi. Ah, aspetta. Possiamo... E quindi? Allora, a me mi sta venendo un'idea, ma non può mai succedere, Gianmarco. Creano un meccone gigante per combattere. Oddio, io credo che stia per succedere proprio questa cosa, sai? Non so, mi viene così. Dopo tutto quei cubi assumono la forma di quello che ti serve, a quello che prendi, quindi... Sì, ma appare il meccone grosso fatto da loro. Aspetta un attimo. Ti prego, dimmi che ha forma di casa. Non ancora. Gigi? Gigi? Ragazzi, sta arrivando, mo non so voi, però la barriera non credo che regge. Guarda Gigi, enorme bersaglio, colpisci il bersaglio. Prendilo a pallonate. Lo potevi dire al malocchio. Oggi io e te non combattiamo, però c'è lui che vuole combattere. Ok. Dai, dillo. Ecco, dillo. Dillo. Dai, dai, dai. Fallo. Stiamo arrivando Fallo. là. Dai. Fallo. Dai. Fallo. Jimmy McFallo. Dai. Lo so che vuoi. Non li vedo costruire però, Gianmarco. Hanno organizzato qualche altra cosa. Ma che perché Gigi? A combattere fuori. con quello. No, Gigi, che stai facendo? Quindi voi adesso immaginate. Dai, dai.
Ah, GG. Sì, nanobot. Vieni, partecipa anche tu. Dillo, dillo. Fai. Che vuol dire non riesci a immaginarlo bene? Diciamo che tu devi immaginare contemporaneamente. No, c'è il problema del copyright, già, ma sarebbe stato facile, non lo puoi fare. No. Aspetta, lui c'avevi ma che cose varie, aspetta un attimo. Spero non immagini un grande pisello. È lui, è lui. Ecco, aspetta, sta arrivando. Non è che fai qualcosa con i nanobot tu proprio. Aspetta, lui mo adesso è possibile? Possibile. Dai, crealo. Eccolo, sta arrivando già. Sta arrivando lui. Io voglio vedere come è fatto il nome che gli danno. Dove sta andando? Ok, mo ognuno va in un settore. Sì, vabbè. Allora, Gigi ha le gambe. E questo è un dato risaputo. Vabbè. Sì, giusto. Vabbè. No, non cade, vai in alto. Dov'è la testa, forse? Dai, facci vedere com'è diventato, dai. Fate la scena, ma per il cesso? Ok, vabbè. Fateci vedere il riquadro a 4 con ognuno nella propria posizione. Dai, benissimo. Fallo. Ecco. Sono due. Chissà che cosa sarà mai, Gigi sta facendo però. Che cos'è questo? Però ci sono i fondi che ti asciugano. Lentissimo. Eccolo. È lui. Vai. Giamma è lui. Vai. Ok, si sta assemblando. C'è quasi. Questo te lo metti in fronte, giustamente. Ci sta. Sì, ci sta. Sì. Ecco là, a posto. Ma è Buddha. È un Buddha, è un mecha Great Kinta Bosatsu. Va bene. Regen, perché no? Perché no? Ci sta. Che grande Buddha, è figo. Va bene. Non c'entra Gigi un attimo. Ma infatti di cosa ci dai ragione? Che cazzo rompete i coglioni? Ragazzi, c'è un cazzo di kaiju, avete un robottone gigante, va bene, va bene. Modo devono muovere, però. Allora, momento. Ora. Vabbè. Porca la puttana. Ci sta. Mannaggia la miseria, mannaggia. Allora, andiamo all'anticipazione, poi giusto 2 secondi che preparo la scena. Entriamo in live. Vedrò di fare il più velocemente possibile, promesso. E l'ho pure pensata divertente. Quindi lotta fra kaiju e contro a questo mecha. punto sì, già, ma ultima parte era un villaggio indemoniato, ma siamo passati a lotta tra kaiju e robot. Perché no? Allora, perché no? Yeah. Ora il mistero è capire poteri e trasformazione del nuovo PC.
già sappiamo che se serve creare un robottone, lui lo sa fare. Già questa è una cosa buona. Più forte. Dacci uno stuzzichino, una plella, un puntino, un'antecchia. Un'antecchietta proprio. Fai vedere un po'. Dai. Dai. Ecco, a posto. Gigi, che stava facendo Gigi? Calcio alieno contro robot gigante. Va bene, giovedì prossimo siamo qua, proprio senza nessun tipo di problema. Non ci sono problemi. Nessun tipo di problema. Allora, 23.04. Stacco un attimino, 2 secondi e ritorniamo in live. Solo che è partita la Stream Deck e non posso staccare, quindi devo staccare io da qua.